Buona giornata, bentrovati, eccoci ad un nuovo appuntamento, ritorniamo dopo le vacanze, allora ritorniamo quando si comincia naturalmente a muovere, si comincia a muovere tutto il movimento sportivo ed eccoci allora presenti con www.venetoglobe.com, la nostra web tv che parla di sport. Siamo in onda intorno alle 19:40 ogni sera su Caffè TV 24 e ringraziamo l'emittente, il direttore e tutto l'entourage appunto dell'emittente padovana che si può vedere in tutto il nord-est dell'Italia per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia, canale 95. Bene, buon ascolto anche quindi sul digitale terrestre, andiamo ad iniziare cominciando dalla Polonia, cominciando dalla pallavolo femminile, il campionato iniziato, il campionato europeo. L'Italia ha vinto già le due partite contro il Portogallo per 3-0 e pure 3-0 contro l'Ucraina. Ora ci attende il Belgio. Nel basket, nazionale impegnata a rodarsi, l'Italia fa soffrire la Francia ieri perdendo di 2 punti soltanto, 82-80. Oggi l'ultimo test per gli azzurri contro la Nuova Zelanda. Nel MotoGP capolavoro di Rins, mentre Marquez viene beffato ma con Dovizioso che va KO. Valentino Rossi soltanto quarto. Sempre per il calcio, via anche ai campionati, il campionato di Serie A, di Serie B e di Serie C già iniziato, poi via via tra poche settimane tutti gli altri, anche e soprattutto quelli che ci interessano più da vicino a livello regionale e a livello provinciale. Diamo un'occhiata a quello che è successo nella prima giornata della Serie A con il Brescia che ha vinto a Cagliari per 1-0, non giocava Balotelli perché era squalificato. A Firenze Napoli batte Fiorentina 4-3, partita molto bella. Inter-Lecce si gioca questa sera ed è la prima di Conte che ritorna in Italia alla guida appunto dell'Inter. A Parma la Juventus sabato ha vinto per 1-0, pareggio tra Roma e Genoa 3-3. La Samp ha perduto in casa da una scoppiettante Lazio di Simone Inzaghi per 3-0. Rimonta dell'Atalanta che perdeva contro la Spal e ha vinto alla fine per 3-2. Torino batte Sassuolo 2-1. Udinese batte Milan 1-0, un po' questa l'autentica sorpresa, un Milan che dicono non ha giocato veramente bene. Verona-Bologna 1-1 con la notizia che è questa, al di là del risultato del Bologna che poteva vincere, perdere, fare qualsiasi altro risultato e ha fatto un pareggio 1-1 con il Verona, c'era da segnalare a sorpresa l'arrivo in panchina di questo uomo. Mihajlovic che ha dato un ulteriore segnale, naturalmente lo si è visto magro, provato, affaticato, però l'importante era che fosse lì al suo posto, ha voluto dare un segnale, speriamo naturalmente che sia un segnale positivo per lui, in bocca al lupo Mihajlovic. In B, le Venete alla prima giornata con dei risultati non eclatanti, non buoni per alcune, a cominciare dal Cittadella di Venturato che ha dichiarato abbiamo cominciato proprio male, perdendo contro lo Spezia in casa per 3-0. Il Perugia batte il Chievo Verona per 2-1, Venezia perde in casa contro la Cremonese per 2-1 e questa sera tocca al Pordenone, vedete, Pordenone-Frosinone, si gioca alle ore 21 alla Dacia Arena di Udine. Vedremo la prima uscita degli uomini di Tesser. Completati anche i gironi della Serie C, per quello che ci riguarda è il girone B ad essere quello esaminato da noi, con questi risultati: Modena-Vicenza 0-0, ancora una parità, ancora un 0-0 per gli uomini di Zironelli alla guida del Modena. Triestina batte Gubbio 2-1, a Verona Padova batte Virtus Verona 3-1 con una grande prestazione dei padovani. A Pesaro il Sud Tirol passa per 2-1 contro la Vis Pesaro, mentre ad Arzignano, che in campo schiera il coneglianese Cais, pareggia 0-0 contro il Piacenza. Coppa per la Serie D con il Montebelluna, per quanto ci riguarda, che passa il turno ai rigori e comincia a prepararsi per l'esordio, tra l'altro in campionato, di domenica prossima contro l'Adriese di mister Tiozzo.
Mercoledì pomeriggio ci sarà la presentazione dei calendari 2019-2020 dell'eccellenza, della promozione, della prima e della seconda categoria. Campionati al via l'8 di settembre, anche quest'anno il nostro campionato di riferimento sarà quello di eccellenza che seguiremo con servizi, interviste e soprattutto telecronache per tutta la stagione. Dall'eccellenza brevemente alla promozione e al Treviso, ricordando che domani sera il Treviso avrà la sua presentazione ufficiale in piazza a Treviso, per l'appunto nel salotto buono del capoluogo trevigiano. La nuova compagine sarà al via nel campionato di promozione e a detta di tutti con i favori del pronostico per la vittoria finale, compagine guidata dal tecnico Feltrin, anche se ieri poi vedremo il risultato è andato storto. Completati i gironi per quanto riguarda l'eccellenza, un'eccellenza che ci interessa nel girone B con Istrana, Calvinoale, Eclisse, Lia Piave, Liventina, Montello, Porto Mansuè, Porto Gruaro, Real Martellago, Robeganese, San Donà, Spinea, Union Pro, Union QDP, Union San Giorgio Sedico e Vittorio Falmec, quasi tutte in campo ieri. Ne parleremo in questi giorni naturalmente con interviste che abbiamo realizzato. Eravamo in ferie. Giorgione e Godigese invece sono nel girone A, sempre dell'altra eccellenza. Vediamo un'occhiata anche ai risultati che si sono avuti ieri per quanto riguarda la Coppa che è andata ad iniziare. Spicca il 4-0 della formazione di Stefano Andretta, ovvero il Porto Mansuè, ai danni della formazione di Mauro Tossani, ovvero il Lia Piave. 4-0 per il Porto. Porto Gruaro, una delle favorite alla vittoria finale del campionato, batte Liventina 3-0. Annuale, il Calvinoale batte il Montello di Marchetti per 3-2. Robeganese Istrana 1-1. Union Pro Spinea 0-0. Union QDP Vittorio Veneto 2-0 per il Vittorio Veneto, e qui ci fermiamo perché andiamo a sentire il tecnico dei vittoriesi Paolo Zoppas subito dopo la vittoria. Che è calcio d'agosto, però insomma la Coppa già vi ha fatto muovere, avete portato a casa questa gara 2-0, diciamo anche giocando discretamente. È calcio d'agosto, ma prima partita ufficiale era importante vincere secondo me, e credo meritatamente, nel senso che abbiamo creato tanto, ci sono ancora tante piccole cose da sistemare, però insomma è presto, abbiamo cominciato un mese fa, ci sono tanti ragazzi nuovi. Ho visto la volontà di lavorare e di provare quelle cose che sono state proposte da noi, e quindi questo fa sicuramente piacere, poi è prestissimo. Difesa comunque già sistemata dietro, qualche bel lancio, qualche bello svarione, Agostini che ha pompato sulla fascia. Beh, diciamo che... Sì, sappiamo che abbiamo delle qualità e oggi si sono intraviste, però ripeto, tante cose da lavorare sicuramente. Non conta niente, o meglio conta, insomma, come dicevi tu, la vittoria. Adesso si guarda avanti. Cosa guardi? Subito alla prossima di Coppa o al campionato? Guardiamo lavorare bene in settimana, nel senso che ci sono degli spunti sui quali lavorare e ci sono dei buchi da chiudere, e lavoriamo su questi. Poi domenica prossima c'è un'altra partita, poi comincerà il campionato, però un passettino alla volta. Diciamo che quest'anno comunque cominci con il sorriso, perché se ti ricordi lo scorso anno il sorriso insomma non c'era più di tanto, perché poi vi davano già per spacciati, no? Beh, però comunque è stata una grandissima soddisfazione anche l'anno scorso, quindi sicuramente i presupposti quest'anno sono diversi, però non bastano i presupposti, nel senso che bisogna lavorare. L'anno scorso Paolo Zoppas e il suo staff ha fatto veramente un miracolo salvando il Vittorio Veneto e se l'è meritato tutto, complimenti. San Giorgio Sedico Eclisse è terminata 2-0 per l'Eclisse, un po' a sorpresa diciamo. Giorgione batte Borgoricco 2-0, Godigese Camisano 1-1, ecco il Vazzola che ha battuto il Treviso Academy per 2-1, Lovis Speresiano batte Villorba 2-0, Opitergina batte Fossalta Piave 3-2, a Fontanelle passa il Conegliano di Vanni Moscone per 2-1, a Godega vince il Cavarzano per 3-2 sul Godega di Bruno Gava, a Barbisano stop per la formazione di Lucche che perde 6-1 dal Caerano, Cisonese batte Plavis 2-1, Valbelluna Refrontolo 0-0, San Michele Salsa batte Cappella Maggiore 1-0, a San Martino Colle Umberto 2-2 tra Colle Umberto e Cordignano, e vittoria del Santa Lucia Susegana di Mister Moro contro la Gorgense a Gorgo al Monticano per 3-2. Questo in linea di massima quello che è successo ieri con i risultati e le squadre che sono già scese in campo. Adesso il basket, in attesa di vedere
muovere anche in zona, anche in provincia, soprattutto il 4 settembre a Pieve di Soligo la formazione della TVB affronterà la Reyer Venezia in un'amichevole. C'è stata la prima amichevole vinta dalla TVB a Cervignano contro Trieste per 70-61. Tra l'altro è stata comunicata lo spostamento della partita contro il Fenerbahce al 19 di settembre, sempre alle 20:30, per quanto riguarda un calendario della 1 che vede la prima gara della TVB in casa il 23 settembre con la super favorita Milano Armani, la seconda giornata poi in trasferta a Cremona e ritorno al Palaverde per la terza giornata contro Pistoia. Intanto in casa Treviso naturalmente si cerca anche un altro americano, c'è da sostituire Turner che non è stato preso, non è stato tesserato per vari motivi e quindi c'è un americano e un tassello ancora da chiudere. Chi sembra aver chiuso, ma mancano solo alcune giovani a completare il roster, dovrebbe essere la Serie A2 di Ponzano, con Brotto, Giulia Zecchin, Giada Colombo, Emma Caffau, Angelica Castellani, Giorgia Rimi, alla grande, classe 2000, elemento di spicco a livello nazionale, poi Matilde Stangerlin, poi Beba Bagnara, classe 87, una delle italiane in attività più forti. Ultimo arrivo sotto le planche quello di Costanza Miccoli, top scorer della Serie B lo scorso anno. Raduno iniziato il 19 agosto con una prima amichevole che si terrà domani sera a partire dalle ore 19 contro il college americano dell'Oregon State in tournée italiana. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto coach Campagnolo. Coach Filippo Campagnolo, è tempo di ricominciare a sudare, seconda stagione in A2, dopo la salvezza inizia una nuova avventura con tante facce nuove, un Ponzano che vuole stupire. Vogliamo stupire, sì, la squadra come detto te è nuova, abbiamo confermato 3 ragazze, tutte le altre sono da valutare, capire, studiare, vedere e cercare di far squadra il prima possibile. C'è una ragazza che a dispetto delle altre forse non ha bisogno di tante presentazioni, arriva da un anno in cui si è dedicata a fare la mamma, Benedetta Bagnara, che ha scelto Ponzano e aveva lasciato il basket come miglior giocatrice italiana 2017-2018, direi che insomma un super colpo di Ponzano. Sì, complimenti a Carlo che è riuscito a portare una giocatrice di altissimo livello qui da noi, sarà un orgoglio, un onore per me avere una giocatrice così importante in squadra e spero che sia da chioccia anche per le altre, che insegni qualche trucco del mestiere anche alle più giovani. Al tuo secondo anno in Serie A2, come pensi, che campionato ti aspetti e come pensi tu di viverlo? Sarà un anno per me forse diverso dagli altri. Sì, comincio da zero con una squadra tutta nuova e le altre squadre sulla carta sono tutte quante buone squadre, ovviamente il giudice supremo si sa che è il campo, quindi dovremo imparare a conoscerci pian piano e come ho detto prima cercare di far squadra il prima possibile, questo sarà il vero obiettivo primario. Ponzano che può sognare ma stando con i piedi per terra. Sicuramente le prime 2 settimane sono quelle più importanti, dove dirò alle ragazze che non serve strafare, non serve far dimostrare niente agli allenatori, c'è questa, la chiamo io, retratizzazione da fare e ovviamente non pensiamo di andare da 0 a 100 in 2 settimane, in 3 settimane, ci vorrà del tempo e speriamo di arrivare pronti per la prima di campionato contro Bolzano. Questo era il coach Campagnolo, complimenti a lui e complimenti anche al collega Matteo Valente che rivediamo appunto con queste interviste da casa Ponzano. Andiamo a San Vendemiano invece, dove la Rucker Sanve ha iniziato la sua preparazione e quindi il via il 28 settembre in casa contro Vigevano, che è una delle favorite alla vittoria finale. Il campionato di A1 femminile per quanto riguarda il volley invece vedrà l'esordio stagionale dell'Imoco alla Palaverde il 13 ottobre contro il Saugella Monza di Danesi, Scorupa ed Ortolani. Il precampionato vedrà amichevoli con il Montecchio a San Donà di Piave il prossimo 21 settembre, poi ci sarà Pomì e Bergamo per continuare. Intanto iniziano oggi proprio gli allenamenti per le coneglianesi che si ritroveranno in 3 ed
ed è stranissimo questa cosa, ad iniziare alla palestra tra l'altro di San Pietro di Feletto nel Trevigiano. Le 3 saranno agli ordini dello staff senza coach Santarelli all'Europeo con la sua Croazia e gli allenamenti saranno guidati dal vice Alessio Simone. Le 3 ragazze sono queste, Fersino che vedete ai nostri microfoni, poi Botezat e Gennari. Inizieranno in 3, da domani si raduneranno anche quelle di San Donà di Piave per dar possibilità di allenamenti costruttivi e seri naturalmente per lo staff. Per quanto riguarda la pallavolo maschile, il Motta si ritroverà nel girone con le altre venete, Portoviro, San Donà di Piave e la Friulana Prata. Si inizia il 20 ottobre in trasferta a Torino e la presentazione avverrà al Palagrassato di Motta di Livenza il prossimo 29 agosto, tra un po' di giorni. Saremo sempre molto attenti comunque anche al campionato Pro 14 del Benetton Rugby. Sono state ufficializzate le 2 amichevoli di settembre tra Benetton e Zebre, venerdì 13 alle 20:15 a Parma e poi a Treviso il venerdì successivo, ma andiamo a scoprire, perché c'è stato un ritiro in montagna, un ritiro a Calalzo che è stato un po' particolare. La palla ovale è stata messa quasi completamente da parte, si sono fatte altre cose interessanti, belle, proprio per fare gruppo, cosa che voleva il DS Pavanello e l'intera società. Andiamo a scoprirlo in questo servizio che è del Ben TV, la TV appunto ufficiale della Benetton Rugby. E questa è una prima parte di questo servizio che poi vedremo anche nelle prossime giornate. Si sta formando quindi il nuovo gruppo del Benetton Rugby. Gli allenamenti sono per il momento sospesi alla Ghirada, una settimana di ferie, di festa diciamo così, soltanto quelli acciaccati che devono recuperare si stanno allenando alla Ghirada. Sarà una Ghirada che attende nuovamente l'arrivo degli inglesi dal 28, saranno ancora gli inglesi ad animare la Ghirada fino al 5 settembre, in pratica fino al giorno prima dell'amichevole tra Inghilterra ed Italia che si giocherà a Newcastle. Saprete tutti che il campionato inizia, il Pro 14 inizia il 28 settembre con Leicester, forse non sapete o vi è sfuggito che anche la Champions si inizierà con il Leinster a campi invertiti invece, perché se in campionato Pro 14 si giocherà in casa, la Coppa invece si giocherà in trasferta contro il Leinster. Primo turno il 16 di novembre.
Abbiamo concluso il nostro primo appuntamento del dopo ferie, del dopo feste, il ritorno, sempre duro, sempre difficile, ma noi ci siamo. venetoglobe.com per quanto riguarda la nostra web tv, canale 95 digitale terrestre per Caffè TV 24. A tutti voi, buona giornata.